Sono Carlo Giordani e sono responsabile della innovazione e sviluppo organizzativo nell'azienda ULSEI Euganea. Immagino che ci possa essere una grande curiosità di cosa vuol dire fare innovazione in sanità e cos'è il nostro ufficio, di cosa si occupa. Però vorrei fare quasi una piccola iniziale introduzione e provocazione su questo, perché spesso penso la sensazione comune di noi sia quella di non riuscire a prendere un treno, perché il mondo accanto a noi corre molto veloce e la sensazione in sanità, ma penso anche nella pubblica amministrazione, spesso è quella di non riuscire a prendere questo treno o svariati treni che passano e quindi di essere costantemente indietro. Non penso che sia questa la sensazione corretta che dobbiamo avere noi tutti, e possiamo avere una chiave di lettura su due, livelli dell'innovazione. Da un lato noi abbiamo un'innovazione che c'è, che il mercato ci offre e che spesso però insegue i bisogni. Dall'altra parte abbiamo dei bisogni che invece ricercano l'innovazione come soluzione agli stessi. Spesso noi pensiamo all'innovazione proprio come ambito tecnologico estremamente spinto da un punto di vista di informatico, come può essere la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, la telemedicina, le stampanti 3D. Questi sono solo alcuni dei temi che vedete rappresentati che forse sono nel nostro immaginario collettivo rispetto all'innovazione. E questa è l'innovazione che forse non ha ancora trovato una piena realizzazione e applicazione, per cui forse è alla ricerca di un bisogno su cui appunto agire. Dall'altra parte invece abbiamo dei bisogni sicuramente certi, emergenti e che sono la sfida dei prossimi 20-30 anni, che tutti voi conoscerete, dall'invecchiamento alla demenza, all'antibiotico resistenza, le cronicità, i pazienti anziani, e su questo l'innovazione ben venga, però bisogna trovare anche l'innovazione giusta, senza illudersi peraltro che nei nostri sistemi sanitari, quindi il nostro agire, sia la soluzione a tutti i problemi, perché quando si parla di profili di salute e di determinanti di salute, noi agiamo, i nostri servizi, lo vediamo in questa slide, l'accesso alle cure pesa un 10% sul 100%, mentre pesa molto di più la genetica, l'ambiente e i comportamenti. Quindi possiamo fare tutta l'innovazione spinta che vogliamo, però agiamo su quel 10%, quindi l'invito è sempre anche a vedere a 360 gradi il problema. E una delle innovazioni forse più importanti in sanità, lo leggiamo in questa vignetta, è che in realtà il paziente è sempre più protagonista delle sue cure. E in questa vignetta vediamo che una signora dice: lei dottore deve conoscere migliaia di malattie, ma io conosco molto bene la mia, quindi chi è più esperto tra noi due? E questa è forse una delle innovazioni su cui di più la sanità può puntare, cioè l'empowerment del paziente. Ma veniamo all'innovazione e sviluppo organizzativo nella nostra azienda. È stata introdotta, è un'unità molto giovane, molto recente, perché è stata introdotta a partire dalla legge regionale 19 che ha messo insieme le 3 aziende di Padova che erano dell'Exsults 15, 16 e 17, quindi è diventata un'unica ULSS provinciale di fatto, e in quest'ambito, in questa fusione, la Regione ha introdotto nelle linee guida regionali degli atti aziendali, ha introdotto la struttura semplice dell'innovazione e sviluppo. È una struttura di staff perché supporta la direzione generale in alcuni ambiti così definiti. In particolare, lo leggete nella definizione, la funzione di innovazione e sviluppo organizzativo supporta la direzione aziendale e le strutture operative nella realizzazione di progetti innovativi, nell'analisi e revisione dei processi organizzativi, nell'analisi e definizione di procedure operative e nella definizione di piani e programmi di cambiamento organizzativo. Il tutto con la visione del paziente al centro, e quindi un po' torniamo alla slide di prima, è il paziente che è il vero protagonista e deve essere il vero protagonista delle nostre innovazioni. Le 2 parole chiave quindi sono processi e progetti, quindi se dovete pensare alla nostra unità operativa io direi ricordate queste 2 parole chiave. Quali sono le nostre attività principali? Non voglio annoiarvi e descrivervele tutte.
però principalmente possiamo riassumerle così. Il nostro ufficio si occupa appunto di progetti. La prima figura in alto a sinistra che vedete è PMO, sta per Project Management Office, sarebbe a dire che gestiamo e cerchiamo di gestire in maniera omogenea i progetti nell'azienda, in particolare quelli a fondo vincolato, ma non solo, progetti strategici o progetti che possono essere quelli di supporto alla realizzazione degli obiettivi dell'azienda, siano essi obiettivi di budget della direzione generale, obiettivi regionali, obiettivi di svariata natura, appunto anche obiettivi che sono assegnati con i finanziamenti aggiuntivi che la nostra azienda riceve dal Ministero o dalla Regione. Un'altra cosa che appunto, parlando di parole chiave, che seguiamo sono i processi, quindi la reingegnerizzazione dei processi, ove serve naturalmente, attraverso metodologie che possono essere ad esempio quella del Lean Management oppure comunque con l'analisi di processo. Nelle figure sotto vedete il vaccino Covid. La nostra struttura ha supportato per tutto l'anno 2021 proprio la reingegnerizzazione e l'ottimizzazione del processo di vaccinazione, cercando di attuare i piani regionali e di efficientare al massimo le linee di vaccinazione perché sapete che è stato un po' il grande tema del 2021 su cui tutti hanno lavorato, e noi compresi. Un altro tema sono le progettualità europee. Noi abbiamo in questo momento 2 progettualità europee che stiamo seguendo e anche questi rientrano nell'ambito comunque della gestione progetti, ma chiaramente si affaccia al PNRR, su cui contribuiamo all'interno del gruppo di coordinamento aziendale, e in generale la nostra funzione all'interno dell'azienda è anche quella un po' di supportare tutte le idee innovative che possono proprio venire dalle varie unità operative e quindi coltivare l'aspetto di cambiamento, come abbiamo letto nella slide precedente. Chi siamo? Siamo un'unità, definirei giovane, sia per costituzione all'interno dell'atto aziendale, ma anche proprio come figure che sono tutte di recente assunzione. E abbiamo oltre a me l'ingegner Luca Cesaro, Petra Golin, Filippo Maria Lanzieri e Francesca Denesin, che avrete occasione di conoscere sicuramente. L'invito nostro qual è? L'invito è a non vedere l'innovazione come un treno da prendere, ma a salire sul treno e farla voi l'innovazione, con anche il nostro supporto, ma siccome noi viviamo di sistemi complessi, la migliore soluzione ai sistemi complessi è l'auto-organizzazione e la reazione proprio di ogni singolo componente dell'organizzazione, perché è quella che alla fine garantisce i risultati migliori, senza aspettare la grande tecnologia, senza aspettare che dall'alto qualcuno ci dica che cosa dobbiamo fare. Quindi questo è l'invito che vi faccio e su questo noi siamo sempre a disposizione a questi contatti. Quindi direi solo buon lavoro.